Ammontano a 8 milioni di euro i tagli dallo Stato ai comuni veneti, solo Treviso avrà 406 mila euro in meno. Il presidente dell'ANCI Mario Conte avvia una raccolta firme, pronto a ricorrere in giudizio il sindaco di Montebelluna. Il decreto fiscale legge, ma il mondo della piccola e media impresa artigiana teme che il 2020 sia un altro anno perso. Autonomia pedemontana, lavoro e tanti altri temi nel messaggio ai veneti del governatore Zaia, molto seguito la sera di San Silvestro sulle nostre emittenti. Più pattuglie, più tecnologie per fermare i giovani che con alcol e droghe diventano un pericolo sulle strade. Ad annunciarlo per il 2020 il comando provinciale dei Carabinieri. È morto la scorsa notte all'età di 100 anni don Ernesto Soligo, decano dei sacerdoti della diocesi. Il funerale sabato prossimo nella chiesa di San Nicolò. A Istrana l'addio di Samantha Cristoforetti al 51esimo storno con una breve cerimonia blindata, ma sulle ragioni dell'addio è giallo. Eutanasia su di un lupo trovato sul Grappe in comune di Crespano. Dalla regione arriva un appello al Ministero dell'Ambiente perché si arrivi a un piano nazionale di contenimento. Le fiamme distruggono la pizzeria La Locanda di Feltre, dove la comunità si stringe attorno al titolare. Ci rialzeremo, dice, paura per una famiglia anche a San Tommaso, a Gordino. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Nuovo anno, una grossa polemica da parte dei sindaci trevigiani nei confronti dello Stato e dei sempre minori trasferimenti dallo Stato. Sentiamo l'allarme del sindaco di Treviso. Non siamo disposti ad accettare questo ulteriore taglio, noi siamo virtuosi, non abbiamo mai speso un euro in più di quello che potevamo spendere e non abbiamo mai assunto una persona in più di quella che serviva. È un'amara sorpresa di Natale quella che i comuni veneti si sono ritrovati sotto l'albero, un ulteriore taglio ai trasferimenti dello Stato per un totale di quasi 8 milioni di euro, una mannaia dovuta all'introduzione dei nuovi criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, strumento che dovrebbe servire per favorire la perequazione tra i municipi lungo lo stivale. In Veneto il saldo rispetto al 2019 è negativo per 418 comuni su 563. La contabilità a inizio anno è impietosa. Sono dei danni enormi. Verona perde 2 milioni di euro, il comune di Treviso perde 405 mila euro, Vicenza 200 mila, quindi insomma sono importi importanti, soprattutto a bilancio approvato. Ma se i comuni veneti piangono, altrove si sorride. Fatalità, solo il comune di Roma invece percepirà 13 milioni in più. Io credo che per questa Italia sia giunto il momento di dare una svolta, cioè quei comuni che sono virtuosi, e sottolineo che in Veneto i comuni sono tutti virtuosi, vanno sostenuti, non si può continuare a tagliare risorse. Per questo l'ANCI, l'Associazione dei Comuni del Veneto, sta studiando delle contromisure. Partiremo tra l'altro anche con una raccolta di firme di tutti i sindaci veneti, perché credo che sia arrivato il momento di non abbassare la testa, ma chiedere a gran forza che i fondi destinati ai nostri territori vengano tutelati. E la protesta sta montando in tutta la Marca, chiede di ricorrere alle vie legali il sindaco di Montebelluna. Dobbiamo fare ricorsi nei confronti di governi che non si curano del diritto all'autonomia, che hanno tutti i comuni d'Italia e in special modo i comuni più virtuosi, nel nostro caso quelli veneti. Quella giudiziaria è la strada maestra per il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, che chiama così a raccolta i colleghi trevigiani contro l'ennesima ondata di tagli. La decurtazione più consistente a Treviso, meno 406.000 euro, seguita da Conegliano, tagliata di ben 196.000, quasi 90.000 a Mogliano. Nel mirino anche i piccoli comuni dove poche migliaia di euro fanno la differenza. A Porto Buffolè 12.000 euro in meno, a Mansuè 40.000. Vittorio Veneto segna meno 9, meno 34 a Montebelluna, dove il sindaco ricorda come i tagli procedano ininterrottamente da anni e un punto a favore sia già stato segnato. Abbiamo vinto come comune a Marca Trevigiano un primo ricorso a valere su una manovra economica di Renzi del 2015. Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, e questo la dice lunga. Adesso lo Stato sta tergiversando nel pagamento, chiedendo lumi al TAR del Lazio prima, al Consiglio di Stato dopo, sull'entità della cifra che ci deve rimborsare, ma io credo che questa sia la strada giusta. Nella Marca la partita degli arretrati è di 24 milioni di euro, 3 milioni per esempio solo per Castelfranco, che stavolta si vede riconosciuti 14.000 euro in più. Per il primo cittadino Stefano Marcon una elemosina che sa di prese in giro. Si sta centralizzando ed innescando
una guerra tra poveri che non deve vedere i comuni uno contro l'altro perché a qualcuno danno un'elemosina e agli altri prelevano un consistente malloppo. Ma l'indignazione dei sindaci è bipartisan, meno trasferimenti significa servizi a rischio, lo ribadisce da San Biagio Alberto Capelletto. Per San Biagio stiamo ragionando €1 ad abitante, quindi oltre 13.000 euro in meno di quello che dovrebbe arrivare dal Fondo di Solidarietà. E ricordiamo che queste risorse qui vengono utilizzate per dare servizi ai cittadini o altro, ma sempre comunque investiti nel territorio. E dai sindaci al mondo artigiano, dove c'è scontento per il decreto fiscale con la ciliegina sulla torta dei rincari autostradali. Avremmo voluto maggior coraggio. Questo Paese non ha bisogno solo di gestire l'ordinarietà, ma ha bisogno di guardare al futuro. Ma è evidente che un governo precario o in breve termine non può farlo. Il decreto fiscale è legge, ma il mondo della piccola e media impresa artigiana teme che il 2020 sia un altro anno perso, perché le misure adottate rischiano di non bastare a far ripartire il paese. Io mi auguro che adesso, invece di andare a discutere su questioni che interessano poco alla gente e sono solo di principio, si cominci a capire che l'occupazione non la fa il reddito di cittadinanza, ma fanno imprese, che abbiamo bisogno di sviluppo e i temi maggiori sui quali bisogna puntare sono economia e lavoro. Ci sono elementi positivi, come tutta la questione del rinnovo sulle ristrutturazioni e sulle, diciamo così, riorganizzazioni di risparmio energetico e quant'altro, però dall'altra parte non c'è stato un minimo di semplificazione della burocrazia, vengono introdotte nuove misure come gli scontrini fiscali che dovrebbero portare poi di contropartita ad una semplificazione, ma fino ad oggi, così come è stato per la fattura elettronica, abbiamo avuto solo i costi e non abbiamo avuto nessun beneficio. Favorevoli a un intervento sul cuneo fiscale, prosegue Sartor, che deve però andare di pari passo col taglio della burocrazia e una diminuzione della pressione fiscale. Invoca una nuova legge sugli appalti, il rappresentante degli artigiani, e un'incentivazione alle manutenzioni e alle infrastrutture. La manutenzione, oltre a portare sicurezza, porterebbe anche quel lavoro e quello sviluppo che permetterebbe alla gente di non attendere il reddito di cittadinanza, ma di darsi da fare e trovarsi un'occupazione che è anche un elemento più dignitoso. Ciliegina sulla torta infine i rincari dei pedaggi autostradali che hanno colpito il Veneto e in particolare il Passante. Il transito di automezzi è stato superiore alle previsioni, quindi il rimborso delle risorse che anche la Regione ha sostenuto è stato velocizzato e quindi mi sarei aspettato un non aumento anche nella nostra tratta. Autonomia pedemontana e lavoro e molti altri temi nel messaggio ai veneti del governatore Luca Zaia, trasmesso la sera dell'ultimo dell'anno dalla nostra emittente. Volevo condividere con voi i successi, le sfide e tutto quello che è accaduto in quest'anno e accadrà nei prossimi mesi del 2020. Comincia così il messaggio di fine anno ai veneti del governatore Luca Zaia, andato in onda sulle nostre emittenti la sera del 31 dicembre, un bilancio del 2019 che parte dai successi. Abbiamo avuto un anno che ha avuto gioie e dolori. E rispetto alle gioie le conoscete tutti, no? Quello che è stato ad esempio il grande progetto delle Olimpiadi e quello che è accaduto. Siamo partiti in sordina con la partita delle Olimpiadi e alla fine oggi possiamo dire che il Veneto è sede ufficiale delle Olimpiadi 2026. Dall'altro, se è stato l'anno d'oro delle Olimpiadi, non posso non ricordare che le colline di Valdobbiadene e nel Conegliano portano a casa quello che è poi il patrimonio dell'umanità. Ma è stato anche l'anno in cui si è compiuto un tratto del tortuoso cammino verso l'autonomia. La partita dell'autonomia è una partita che non abbiamo assolutamente abbandonato. C'è stata un'evoluzione in questo 2019, non sarà una strada facile. Questo governo dice che vuol fare l'autonomia, vedremo con i fatti. Se non dovessimo avere risposte, perché ci dicono che a gennaio dovrebbero iniziare a varare i primi provvedimenti, e noi non abbiamo che un'alternativa, quella di prendere le singole materie una ad una e fare in modo che queste materie si trasformino in singole leggi. Sanità d'eccellenza, ma si può sempre migliorare, continua Zaia, che sottolinea l'assunzione di 80 specializzanti da destinare agli ospedali veneti e ribadisce la vocazione pubblica del servizio. 2020 anno della pedemontana. Lo annuncio in occasione di questi auguri, lo annuncio con gioia che noi pensiamo di ultimare questa infrastruttura per dicembre 2020. Significherà un po' sconvolgere tutto quello che è la vita, il modo di ragionare dei nostri territori. Pensate solo che un Treviso Nord e Bassano
cuberali in circa 20 minuti di percorrenza. Nelle parole del presidente, la montagna che cerca di risollevarsi dopo Vaia, l'acqua alta a Venezia, la devastazione del litorale e poi le vertenze aziendali dalla CC alla Safilo. Infine il grazie di Zaia ai veneti. Vi ringrazio per la solidarietà, vi ringrazio per i consigli, anche per le critiche che sono sempre costruttive. Mio nonno diceva che solo i mone non cambiano idea. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto e fate per il Veneto. Ognuno di noi può fare qualcosa per il Veneto, non serve essere governatore del Veneto, un assessore, un sindaco o un presidente di qualcosa. Ognuno di noi può fare qualcosa per il Veneto. Noi amiamo questo Veneto. E parliamo anche noi del gesto di stizza di Papa Francesco che ha fatto il giro del mondo con le successive scuse. Abbiamo chiesto ai trevigiani che cosa ne pensassero. Secondo me il modo come è stato strattonato e trattenuto poteva anche evitarlo di fare la signora. Sì, è stata una reazione impulsiva perché probabilmente gli ha fatto anche male. È una cosa normale che una persona presa e strattonata in quel momento, quindi con i dolori che potrebbe avere una persona di quell'età, che sappiamo tutti come possono essere. Comunque ha chiesto scusa. Dai, è stato anche bravo. Non me l'aspettavo, sinceramente no. È esagerata anche la signora in sé, però no, doveva essere un po' più clemente secondo me. A me sembra che sia claudicante, per cui avrà qualche problema di equilibrio, per cui è stata una reazione naturale della persona fisica. E si permettono anche troppo probabilmente quelle persone che lo avvicinano. Da un lato è stata un'esagerazione l'atteggiamento di quella signora che si è avventata letteralmente sul pontefice. Dall'altro lato, insomma, la reazione sua, capisco la sorpresa, capisco anche il fastidio, però non è propriamente in linea col motto del porgere l'altra guancia. Secondo me hanno sbagliato tutti e due, perché lei l'ha tenuto per braccio, però neanche lui non è stato tanto bravo. Cioè, anche questa è umanità, essere umano, anche lui è un essere umano come tutti. Non è il Papa, siamo tutti umani. Per personaggio che è lui, che io credevo, ha fatto un po' di esagerazione. È sempre una persona che non deve fare strattonare il Papa, o no? Beh, penso. Ha esagerato la persona a strattonarla, però il Papa ormai ha esagerato anche lui. Ha avuto una reazione un po' magari troppo impulsiva, però per me, mi scusi, ma per me ha fatto bene. Deve mantenere la calma il Papa, diciamolo. Ha fatto bene. E ora il bilancio di un anno di attività dei Carabinieri di Treviso: da un lato i furti che sono in calo, dall'altro lo stupefacente sequestrato a ragazzi sempre più giovani, mentre per il 2020 è previsto un rafforzamento dei controlli sulle strade. Proprio in questi giorni ci stiamo dotando e stiamo distribuendo alle pattuglie sul territorio delle nuove strumentazioni particolarmente sofisticate, in maniera tale che si possa rilevare in maniera preventiva lo stato di ebbrezza dei soggetti che irresponsabilmente si pongono alla guida di autovetture pur non essendo nelle condizioni di poterlo fare. Più pattuglie e più tecnologie per individuare e fermare i giovani che con alcol e droghe diventano un pericolo sulle strade. È uno degli interventi annunciati dai Carabinieri di Treviso per questo 2020, in occasione del bilancio di un anno di sicurezza nel cuore della Marca. Uomini e mezzi soprattutto nelle ore più critiche dei fine settimana per prevenire le inevitabili conseguenze di una guida alterata, non solo dagli abusi, ma anche, grazie alle nuove tecnologie, da sonno e stanchezza che rallentano i riflessi. Altro fronte di intervento riguarda i furti nelle abitazioni, peraltro calati lo scorso anno del 10% rispetto al migliaio del 2018, un dato su cui molto ha inciso la segnalazione dei cittadini. L'appello che facciamo è quello di segnalare immediatamente al 112 qualsiasi situazione anche sospetta. E a chi pensa che non sempre si debba segnalare anche semplici sospetti, il comandante ribatte. Non c'è alcun problema, meglio un intervento in più che uno in meno. Un contatto diretto con i cittadini che i Carabinieri continuano ad incrementare con le pattuglie a piedi, un'attività che ha dato ottimi risultati a Treviso. I reati nei confronti degli esercizi pubblici ha fatto registrare un decremento, in questo caso di circa il 22%. E in ipotesi la possibilità di espandere i servizi di pattuglia a piedi in altre località della provincia, sicuramente nei centri del circondario più grandi. Parliamo ad esempio di Mogliano Veneto, come Preganziol ad esempio. Un dato invece su cui l'intervento non può essere solo dei Carabinieri è l'incidenza della droga sui giovani.
c'è tanta marijuana soprattutto diciamo nelle fasce d'età più giovani, ma anche la cocaina è particolarmente diffusa. Un altro aspetto della sicurezza ci porta alla dogana di Treviso, in particolare al centro per il conferimento dei rifiuti ingombranti. No, ma cosa succede? E questa è la reazione dei cittadini non appena si accende la telecamera durante lo sfogo sulla situazione dei centri raccolta rifiuti di mezza Marca. Cittadini stanchi dell'assedio da parte di piccoli eserciti di stranieri a caccia dell'elettrodomestico da rivendere o da cui estrarre rame o altro materiale pregiato. Gente che si fa ogni giorno più sfrontata, ci dicono a camere spente, che batte sulle auto in fila per lo scarico o che addirittura apre sportelli e bagagliai prendendo senza nemmeno chiedere quello che ha addocchiato prima che se lo porti via qualcun altro. Una vera e propria emergenza, in particolare in zona dogana a Treviso, anche perché, come si vede, ciò che viene predato dalle auto poi viene abbandonato in parte poco più in là. Vestiti, televisori, pentole, biciclette, fino ad arrivare a pezzi di mobilio abbandonati per strada. Una situazione insostenibile sulla quale ora interverrà la Polizia Municipale. Abbiamo deciso di intensificare i controlli, per cui le pattuglie passeranno non più una volta al giorno, ma più volte al giorno, in modo tale da costituire una deterrenza per questi comportamenti che abbiamo registrato. Poi c'è chi cede all'intruso, anche per evitare la coda con questo rischio. Il codice sui rifiuti prevede fino a 3.000 euro per chi cede a terzi rifiuti anziché portarli secondo quello che è previsto dalla normativa vigente. I predatori, perché di questo stiamo parlando, tra l'altro sono anche violenti, come dimostra un episodio della scorsa estate. Un agente è stato aggredito da alcune persone che stavano recuperando in modo illegale alcuni rifiuti, per cui abbiamo avuto anche un'aggressione. Per fortuna poi questa persona è stata individuata e denunciata alla Procura della Repubblica. Salvo poi tornare all'esterno di qualche CERD della provincia con questi risultati. L'unica soluzione per il comandante è individuare e continuare a denunciare i responsabili. Oltre alla presenza delle pattuglie in uniforme ci saranno anche pattuglie in borghese, ci sarà l'intervento anche del nucleo antidegrado, in quanto è stato istituito proprio da un mese e quindi effettuerà una ricognizione di tutti i rifiuti che ci sono in zona e in più installeremo telecamere e fototrappole. Si è spento la notte scorsa, 100 anni, Don Ernesto Soligo, decano dei sacerdoti di Treviso. È morto nella casa del clero dove viveva da qualche anno, classe 1919, nato a Trevignano, ordinato sacerdote nel 1942. Era membro della comunità di sacerdoti oblati diocesani dal 1959. Giovane cappellano a Cima d'Olmo, poi direttore spirituale nel seminario nel Collegio Pio X, quando tra gli alunni c'era un giovanissimo Lucio Dalla, un sacerdote sempre a fianco dei giovani in quel centro studentesco di via San Nicolò, oggi sede del Centro per la Famiglia, e a San Nicolò saranno celebrati sabato 3 gennaio alle 10:30 i solenni funerali presieduti dal vescovo Michele Tomasi. A Istrana adesso, questa mattina, l'addio all'aeronautica militare di Samantha Cristoforetti, sorrisi e strette di mano nella foto ufficiale, ma dietro ci sarebbe un giallo. Ciao Astro Samantha, chiude così il tweet con cui l'aeronautica militare annuncia l'addio alla divisa del capitano Samantha Cristoforetti, avvenuto alla base del 51esimo stormo di Istrana, il suo reparto. E dalla base di Istrana poco è filtrato, se non le foto che vedono sorridenti la Cristoforetti e il comandante del 51esimo, il colonnello Massimiliano Pasqua. Negli oltre 18 anni in aeronautica militare, il capitano Cristoforetti ha coronato il suo sogno di diventare astronauta, si legge nel tweet, e continuerà a portare nello spazio il tricolore italiano. Apparentemente un saluto cordiale, ma dietro la decisione della prima donna italiana entrata a far parte degli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea ci sarebbe ben altro. Quello che qualcuno definisce un tradimento del corpo militare nei confronti di uno dei suoi simboli. L'aeronautica avrebbe infatti spinto perché nelle prossime missioni fosse un altro astronauta a venire inviato nello spazio, e per questo la 42enne trentina avrebbe deciso di lasciare la divisa indossata per quasi 2 decenni, proseguendo la sua carriera come astronauta nell'ente spaziale europeo. Per noi adesso c'è la pubblicità, dopo.
Di nuovo in studio per parlare della presenza del lupo nella Marca, che sia diventato una presenza stabile anche in provincia di Treviso. Lo conferma un episodio avvenuto il 31 dicembre quando si è dovuto procedere con l'eutanasia su di un esemplare maschio giovane ritrovato in località Sant'Eulalia nel comune di Crespano del Grappa. L'animale era stato avvistato mentre si trascinava vistosamente sulle zampe anteriori, in fin di vita sarebbe stato investito. I tecnici della regione hanno così provveduto ad organizzarne il recupero, sul posto anche l'ambulanza veterinaria dell'USL 2 Marca Trevigiana. Ringrazia il personale per l'intervento l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, che allo stesso tempo chiede al Ministero dell'Ambiente di intervenire di fronte alla proliferazione del lupo anche in Veneto, dove i danni agli allevamenti sono diventati frequenti e ingenti. Adesso a Belluno. A Belluno, nel Bellunese, dove la notte di Capodanno un incendio ha completamente distrutto il ristorante Pizzeria La Locanda di Feltre. A San Tommaso Agordino invece tragedia sfiorata per un rogo che ha danneggiato una baita. Il pianto insistente di una piccina di 14 mesi squarcia il silenzio nella notte di Capodanno e sveglia i genitori che dormivano accanto a lei e si accorgono che la camera da letto è invasa da un fumo denso. A San Tommaso Agordino si sono vissuti momenti di paura per l'incendio, di cui al momento se ne ignorano le cause, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Il rogo si è sviluppato nel salotto dell'abitazione in cui la famiglia Carraro, veneziana di Pianiga, stava trascorrendo le vacanze. La chiamata al 115 ha scongiurato il peggio. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, a mettere in salvo la famiglia, che precauzionalmente è stata portata all'ospedale di Agordo per monitorare le condizioni di salute provocate dall'inalazione del fumo. La baita è agibile, eccezion fatta per il salotto, e i danni fortunatamente sono limitati. È andata decisamente peggio in centro a Feltre, dove un incendio ha distrutto la pizzeria La Locanda. Le fiamme sono divampate all'alba del 1° gennaio, quando il locale era chiuso dopo una notte di festeggiamenti per Capodanno. Al momento pare esclusa l'origine dolosa del rogo, molto più probabile l'esplosione di alcuni petardi che potrebbero essere finiti fortuitamente all'interno del locale. Il giorno dopo il titolare a stento riesce a trattenere le lacrime. Lo stato d'animo è un po' a terra sicuramente, però vorrei tanto ringraziare tutte le persone che hanno dimostrato grande solidarietà nei miei confronti. Da ieri è iniziato il lavoro di smassamento del materiale per aiutare la ripresa dell'attività nel più breve tempo possibile. Grande la solidarietà. L'amministrazione comunale ha reso disponibile per domani il campo sportivo di Nemeggio, dove dalle 17 Luca e il suo staff prepareranno pizza e piatti vari fino a esaurimento scorte. Ci rialzeremo perché non molliamo, teniamo il locale, teniamo la Feltre e ci rivedrete presto. Non so quanto presto, però ci rivedremo sicuramente. Alcol a fiumi e danneggiamenti hanno caratterizzato il Capodanno in centro a Belluno. I festeggiamenti sono partiti con la musica già alle 19:30. In piazza le forze dell'ordine con il personale del comune del Suem hanno vigilato sull'andamento della serata, ma più di un'alzata di gomito è sfuggita ai controlli. In particolare l'ambulanza è dovuta intervenire per una ragazzina di 16 anni trasportata all'ospedale in coma etilico. In via Mezzaterra qualche teppista ha sfogato i suoi istinti contro la vetrina della cartoleria Capraro, mandandola letteralmente in frantumi. Inutile dire che l'ordinanza antibotti è stata totalmente ignorata e per tutta la nottata sono risuonati in centro, così come in periferia, gli scoppi di petardi e altri fuochi d'artificio. Sempre a Belluno, dove la giunta Massaro perde i pezzi, lascia l'assessore Stefania Ganz. I convenevoli sono in fotocopia, problemi personali e di lavoro. Il risultato è che in 7 mesi la giunta Massaro ha perso 3 dei suoi pezzi importanti. Prima Valentina Tommasi e Maurizio Busatta, oggi Stefania Ganz. L'assessore all'ambiente scalpitava da almeno 3 mesi, alla fine ha preso carta e penna per ufficializzare il suo addio all'organo di governo di Palazzo Rosso. Un avvicendamento nel solco della continuità con l'assessore Stefania Ganz, che è stata con noi oltre 2 anni e mezzo, che in qualche modo cede il passo, diciamo, ai propri impegni
professionali, personali e soprattutto familiari, e che con la sua formazione tecnica nel campo ambientale ci ha indicato la strada da seguire e noi proseguiremo su questa strada. Massaro afferma si tratti di un semplice avvicendamento, giustificazione che non convince l'opposizione, che parla di una giunta allo sbando e di un'altra tegola piuttosto pesante, giacché l'assessore Ganz si è distinta nel suo operato per l'attenzione all'ambiente e ai trasporti. Si vedrà. Intanto Massaro ha già reso noto il nome del sostituto. Le subentra Alberto Simiele, amministratore di esperienza, ma soprattutto molto sensibile alle tematiche ambientali e della salute in generale, essendo anche lui un medico, e quindi abbiamo ritenuto come maggioranza, e con l'accordo di tutti, dell'assessore Ganz, del neo-assessore Simiele, di percorrere questa strada nel solco della continuità. Dell'assessore Ganz si ricordano la determinazione nell'introduzione delle misure antismog, i confronti con i cittadini e le categorie sulla mobilità sostenibile in città con il trasporto pubblico e la realizzazione delle isole ecologiche interrate in Piazza dei Martiri. Il neoassessore Alberto Simiele, 64 anni, medico di medicina generale, attualmente siede in consiglio comunale tra le fila di In Movimento. Al momento non è ancora chiaro chi gli subentrerà in consiglio. Nella terna dei papabili ci sono la stessa assessora uscente Stefania Ganz, Paolo Santesso, amministratore della Sessa, e Matteo Lazzarin. E c'è un'ultima ora, come ci riferisce anche il quotidiano online Il Dolomiti, con un gesto fulmineo Michele Pagliaro, dermatologo romano che si trovava in vacanza con la famiglia sulle Dolomiti, è riuscito ad afferrare un bambino di 6 anni prima che precipitasse nel vuoto. Ho gridato più non posso prima di fermare l'impianto, ma nessuno riusciva a sentirmi, racconta il medico. Il fatto è successo a Brentonico. E c'è un'altra ultima ora che arriva invece da Cortina, dove si è verificato un furto da 8.000 euro al centro benessere dell'Hotel Savoia di Cortina. A denunciarlo ai carabinieri un giovane di 23 anni proveniente da Bologna, ospite della spa del noto albergo nell'Armadietto. Prima di dedicarsi a sauna e massaggi aveva lasciato un orologio di marca Rolex e un paio di anelli che all'uscita non ha più ritrovato. E si è spenta ieri Concetta Aricò, per tutti Cettina, affezionata spettatrice della nostra emittente. Lascia il marito Giacomo Sorrenti, figli Daniele, nostro collega di Antenna 3, e Cristina, a cui ci stringiamo in questo momento di dolore. I funerali di Concetta Aricò saranno celebrati sabato alle 10:30 nella chiesa di San Martino Urbano, in centro a Treviso. Ospiti questa sera di 20:10 in studio con Lucio Zanato, Valentina Calzavara della Tribuna di Treviso e Silvia Madiotto del Corriere del Veneto. Si parlerà del 2020 delle donne tra sfide come la parità e la lotta alla violenza. Alle 21:15 invece ci sarà la Zanzega, la replica domenica alle 17 alle 21:15, trasmissione dedicata ai 4 comuni del Basso Piave, San Donà, Noventa, Musile e Fossalta. E vediamo invece adesso il presepe della serata, un presepe interamente all'uncinetto. È stato allestito alla casa di riposo Divina Provvidenza di Santa Lucia di Piave. A realizzarlo fianco a fianco ospiti e volontari, ce lo raccontano i signori Irina Ceccon ed Emilino Pellizzerra dopo il meteo. Buona serata. The first Noel, the angel did say. Questo l'ho fatto di sera, invece di guardare la televisione facevo un po' alla volta per passare il tempo, e anche mi piaceva lavorare uncinetto, e così passava le ore senza accorgermi, lavorando, e questo è il risultato. L'ho costruito a casa, pian pianino, ho fatto la casettina là, ho fatto certi lavori che mi sembrava giusto di farli, l'ha detto il Ponticello, e ogni anno facciamo qualcosa. They look it up and saw a star. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.
Benvenuti al Meteo. L'anticiclone continua ad accompagnarci in questo 2020 e anche nella giornata di venerdì 3 gennaio il tempo sarà stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso con nebbie sulle pianure, localmente anche fitte, più sole a partire dal pomeriggio salvo per foschie persistenti, specie sulle aree più meridionali della nostra regione. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 5 e i 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà asciutto con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -2 e 7 gradi, massime tra 6 e 8 gradi. Poche novità anche sul Trentino Alto Adige con tanto sole e al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e -1 grado, massime tra 10 e 11 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.